Benvenuti all'8ª diretta Facebook della ULSEI, Euganea, l'ULS a cui io appartengo, diciamo. Sono la dottoressa Franca De Lazzari, direttore della gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Oggi sono qui con voi per cercare di rispondere alle vostre domande, curiosità, perplessità, problemi. Nella mia funzione sono abituata ad avere a che fare con una fase di ascolto e una fase di risposta, quindi quando arriva una persona con dei disturbi, dei sintomi all'attenzione mia o dei miei collaboratori della struttura complessa, cerchiamo di capire quali sono i sintomi, i problemi, dove vogliamo andare. Si chiama momento di impostazione della malattia, se c'è, basandosi su sintomi, esami clinici, esami strumentali. Voi sapete che la gastroenterologia si occupa di tutto il tratto digerente, fegato, milza, pancreas, sono tutti organi coinvolti nella funzione digestiva, assorbente, di motilità, di difesa. Quindi l'apparato digerente è un apparato complesso fatto di organi e apparati. Quando si ammala uno di loro è possibile che che si provochino alterazioni anche di altri tessuti e organi. Quindi è un bilanciamento che dobbiamo fare, che parte dai sintomi che una persona ha, per cercare di arrivare poi a diagnosi e terapia. Gli strumenti che usiamo sono soprattutto l'attività di endoscopia, che non è molto amata. Io spesso vedo persone che sono spaventate dalla gastroscopia, la colonoscopia, qualcuno è spaventata per la paura di un riscontro di una malattia grave, qualcuno è spaventata di per sé dalla tecnica. Non bisogna spaventarsi quando l'obiettivo è quello di trovare una diagnosi giusta e una terapia giusta. Le gastriti, le esofagiti, il tumore del colon retto, sono tutte malattie che si presentano in maniera molto subdola e nelle quali noi dobbiamo usare gli strumenti al momento giusto, alla persona giusta, si chiama appropriatezza, e cerchiamo di farlo per quella persona che in quel momento ha quel problema. Poi da qualche anno ci siamo occupati anche della frequenza molto alta del tumore del colon retto, per cui nell'ambito del progetto regionale di screening per la prevenzione del colon retto noi abbiamo messo in piedi un sistema, un progetto che prevede il sangue occulto su popolazione a rischio e la coloscopia, e questa ci sta dando parecchia soddisfazione perché devo dire che i dati sono interessantissimi. La prevenzione si ottiene togliendo i polipi, quindi la coloscopia, che viene vista sempre come una manovra brutta, cattiva, pericolosa, in realtà sta dando un sacco di soddisfazione. Vorrei che ci fosse meno paura rispetto agli esami e più proposta per correggere malattie che sono molto frequenti, molto brutte e molto pericolose. E io credo che la cosa più importante che dobbiamo fare noi gastroenterologi è affrontare con obiettività sintomi minori che sono dovuti spesso a patologie, chiamiamole funzionali, quindi dove non abbiamo grandi strumenti, e con gli stessi sintomi patologie organiche che possono essere invece causate da una malattia anche molto grave, infiammatoria, tumorale, di vario tipo. Questo comporta anche un'attività di stretto collegamento, essendo noi una struttura dell'ULSEI, uno stretto collegamento con il territorio. Questo stretto collegamento con il territorio vuol dire che dobbiamo anche intervenire su comportamenti
quali può essere la dieta, piuttosto che l'attività fisica, piuttosto che, come dire, disordini che possono effettivamente essere causa di malattie importanti, quali la cirrosi epatica nell'abuso alcolico, piuttosto che le diverticoliti acute, piuttosto che infezioni da una cattiva alimentazione. Quindi la stretta collaborazione tra l'attività ospedaliera della struttura complessa di gastroenterologia e il Dipartimento di Prevenzione e i medici di medicina generale e il governo generale dell'azienda anche a livello distrettuale spesso ci aiuta a dare delle proposte, delle risposte che sono utili al singolo individuo, ma che poi possono avere uno sviluppo maggiore sulla salute dei nostri pazienti, delle persone, perché non sempre queste persone noi vorremmo evitare che diventassero pazienti, vorremmo occuparci di persone che hanno magari dei comportamenti non corretti. E in gastroenterologia questo ha sicuramente un suo sviluppo e una necessità di essere presa in carico anche abbastanza velocemente. L'altra cosa che volevo segnalare è il fatto che stiamo invecchiando. E questa è una buona cosa, non vorrei mai che succedesse che invecchiare diventa una malattia. L'invecchiamento si porta dietro delle condizioni che non sono malattia ma che possono diventarlo. Allora noi siamo abituati a parlare della osteoporosi piuttosto che della diverticolite, piuttosto che di sintomi legati a un invecchiamento e che possono essere gestiti per evitare malattie, ma quindi ospedalizzazioni, quindi azioni di questo tipo vanno fatte per evitare che si complichino situazioni che invece sono solo legate al fatto che si diventa vecchi. Una persona su 3 a 50 anni ha dei diverticoli, 2 su 3 a 70 anni hanno i diverticoli, ma non tutti sono ammalati. E queste cose noi le dobbiamo considerare prevedendo un'organizzazione territoriale e ospedaliera che ci permetta di avere in qualche modo una proposta di prevenzione, che la parola prevenzione è una cosa che sta molto a cuore, perché è meno probabile vedere il risultato subito, ma è una soddisfazione vedere persone che non si ammalano, e questo è un nostro obiettivo, che non è il primo è curare le persone che non stanno bene e che sono ammalate, ma il secondo obiettivo è cercare di prevenire il più possibile le malattie. Sicuramente c'è un problema importante, molto spesso i pazienti, grazie anche a strumenti come questo, internet, Facebook, hanno informazioni di vario tipo e le informazioni non sempre sono quelle giuste, corrette, e soprattutto è difficile che una persona che ha dei problemi diventi capace di curarsi. Io ricordo al quarto anno di medicina, quando studiavamo le prime patologie, avevamo tutti qualche malattia di sicuro, perché quando leggi rischi sempre di ammalarti perché ti sembra che quei sintomi siano i tuoi, quello che hai tu. Quindi avere un buon rapporto, soprattutto per quanto riguarda i disturbi legati all'apparato digerente, con le persone, i pazienti, è una cosa che vogliamo fare a tutti i costi. Io credo che oggi ho qui alcune domande. Una di queste è molto importante. Se assumere farmaci può causare danni all'apparato digerente. E questo sì. Non tutti i farmaci possono causare danni all'apparato digerente, ma un farmaco molto comune, come gli antinfiammatori, dall'aspirina in su, sono molto
lesivi sulla mucosa dell'apparato digerente. Quindi, siccome sono farmaci importanti che dobbiamo usare, dobbiamo imparare a usarli. Le ulcere gastriche, le diverticoliti acute provocate da FANS, le epatiti provocate da farmaci, ma soprattutto non nascondo che esistono forme di epatiti estremamente gravi da integratori che arrivano da chissà dove. Alcune erbe nel senso di piante medicinali, hanno una tossicità sul fegato diretta o possono averla in un certo contesto. Quindi sì, bisogna stare attenti all'utilizzo dei farmaci perché esistono malattie anche importanti che possono interessare tutto il tratto digestivo, il fegato e anche il pancreas. Un'altra domanda che adesso arriva mi chiede se ci sono correlazioni, la signora Cristina, se ci sono correlazioni tra cistiti molto dolorose e certi cibi e l'infiammazione dell'apparato urinario. Questo è come posso dire, un'associazione nelle donne che è sempre molto preoccupante, che non è sempre facile da gestire. La signora Cristina mi dice che il caffè è quello che le peggiora molto i sintomi. Ricordiamo che l'apparato urinario nelle donne ha un tratto molto corto dell'uretra, cioè dalla vescica all'esterno è molto corto, e questo effettivamente porta a una maggiore frequenza di infiammazione e infezione a quel livello. La sindrome infiammatoria pelvica nelle donne in età fertile purtroppo è una sindrome assai frequente e molto sottovalutata. Che si fa in questi casi? Purtroppo vengono spesso usati molti antibiotici in queste forme, antibiotici che poi mi possono creare problemi all'apparato digerente. Allora, è colpa dell'intestino? Non sai mai, è colpa dell'intestino? No, è perché l'Escherichia coli è lì, no, è colpa dell'apparato urinario, no, non è colpa di nessuno. La cosa più importante da fare è avere una buona idratazione, avere sicuramente delle precauzioni, e un'altra causa non banale, certe volte è consigliabile, soprattutto in previsione di rapporti sessuali, avere una precauzione qualche volta anche per evitare la cistite. Si può lavorare anche a quel livello. Un'altra domanda, la signora Silvia mi dice: l'alcol può essere considerato un alimento? Beh, dire che l'alcol è un alimento, andremo su una questione filosofica che non è il momento di trattare. Non posso considerarlo un alimento, ha delle sostanze nutrienti dentro, più che l'alcol, le bevande alcoliche. L'alcol non è un alimento, ma le bevande alcoliche hanno sostanze nutrienti dentro che possono effettivamente essere considerate parte di una dieta congrua e adeguata. L'alcol però può essere tossico. Allora, un principio base: nel maschio e nella femmina la tolleranza per le bevande alcoliche è diversa. Le donne hanno un livello di metabolizzazione che è più basso rispetto al maschio, quindi si considera circa non più di 20 grammi di alcol al giorno nelle donne, non più di 30-40 nei maschi, che corrisponde grosso modo a mezzo bicchiere, un bicchiere di vino al giorno. Siamo in Veneto e questo tipo di apporto di bevande alcoliche direi che è modestamente rappresentato, in genere si va di più, ma i dati dicono che ultimamente è cambiato completamente, è cambiato il mondo, si dice ogni giorno, ma il tipo di uso di bevande alcoliche oggi è diventato pericoloso non tanto perché se ne usa tanto pro capite, ma c'è un modo diverso. Il problema serio sono gli adolescenti che hanno quello che viene chiamato il binge drinking, cioè questo abuso acuto, improvviso, che è tipicamente americano come modello, che è stato trasferito qua, quindi non è più il bicchiere di vino a pasto, quindi dare l'informazione: non bere più di un bicchiere di vino a pasto, ma
Attenzione, perché se tu bevi mezzo litro di vodka rischi di morire di pancreatite acuta, di avere un coma etilico, e ormai negli adolescenti abbiamo troppo spesso questo evento, quindi bisognerà lavorare sulla educazione. L'alcol non è un alimento, non è pericoloso nelle dosi basse, ma non è pericolosissimo nelle dosi croniche, ma anche in acuto. Quindi attenzione a questo, considerare l'alcol da buoni veneti come un normale presenza sulla nostra tavola non è detto che sia sempre la cosa migliore da fare. I ragazzi è meglio che maturino il loro sistema enzimatico, e quindi consigliare a casa bevande alcoliche sotto i 18 anni è comunque sconsigliabile, anche perché non è un alimento. Il signor Matteo mi scrive: se mangio pasta tutti i giorni soffro di gonfiore addominale. Come capisco se sono celiaco o semplicemente intollerante? Che poi si collega, se non vi dispiace, all'altra domanda della signora Chiara Isabelli, che mi dice l'intolleranza al lattosio. Quindi parliamo di questo capitolo intolleranze. La parola lo dice, intolleranza è qualcosa che non tollero più, perché l'ho tollerato fino a ieri, adesso non lo tollero più. Quali sono le sostanze? Qual è il processo digestivo? Se io prendo il lattosio è uno zucchero semplice, complesso, fatto di due molecole, glucosio e galattosio. Nella nostra pancia, quando nasciamo, questo enzima, la lattasi, è molto rappresentata. Un bambino senza la lattasi, che è l'enzima che divide il lattosio, non può vivere. A mano che cresce, questo enzima perde, perché essendo onnivori possiamo mangiare di tutto, quindi questo enzima non ci serve più. Nelle popolazioni caucasiche, in Giappone in particolare è ancora peggio, il 60% degli adulti non ha più questo enzima. Quindi se io mangio latte o formaggi freschi, introduco uno zucchero che non sono in grado di digerire perché mi manca l'enzima. Situazione assolutamente fisiologica. Il tempo cambia anche le nostre funzioni, abbiamo detto prima. Non deve diventare una malattia, o comunque non deve diventare un malessere o un sintomo. Che si fa? Escludo il latte. Non è difficile dal punto di vista nutrizionale, escludere il latte nell'età adulta non è un problema. Il lattosio è presente in tantissimi alimenti, però dobbiamo stare così attenti? No. L'intolleranza al lattosio, l'intolleranza al glutine sono provocate spesso da è una parola non bellissima, ma si chiama disbiosi, cioè quella enorme componente di batteri presente nel nostro apparato digerente, nel nostro intestino, che controlla la digestione, la favorisce e manipola gli alimenti, si chiama microbiota, la vecchia flora intestinale, ha un ruolo molto importante. Quindi nell'intolleranza al lattosio e nell'intolleranza al glutine un gioco ce l'hanno non solo la difficoltà digestiva del nostro intestino, che con l'età cambia, ma anche da modificazione della flora batterica intestinale, del microbiota. Queste alterazioni possono essere causate da una banale influenza intercorrente, da una terapia antibiotica per un ascesso dentario o per qualsiasi altro motivo di modificazioni dietetiche sostanziali. Quindi in questi casi, più che escludere dalla dieta, va manipolata, modulata la dieta, perché il nostro apparato digerente sicuramente è in grado di muoversi in un contesto che è cambiato, si adatta, e questo spirito di adattamento, se noi non abbiamo degli squilibri eccessivi, sicuramente avremo dei miglioramenti. Che cosa succede però?
Quando una persona ha un'intolleranza, quindi ha il gonfiore, il bruciore, il malessere, il ruttino in più, l'intestino meno regolare, non sta bene, non è nelle sue, diciamo, non è giusto che si abitui a questo, non è giusto che escluda completamente alimenti che possono essere importanti in quella persona, con quella vita e con quella storia. Sicuramente, e qui sono molto categorica, questi test alternativi di identificazione dell'intolleranza a qualcosa non devono essere fatti. Ci sono dei test ben precisi. Se ho un sospetto di intolleranza al glutine causato da una malattia che si chiama malattia celiaca, ci sono degli esami molto precisi: la ricerca degli anticorpi antitrasglutaminasi, il test di permeabilità intestinale, la biopsia del duodeno. È un percorso che va fatto. Ovviamente va fatto mentre il paziente è in dieta, perché togliere il glutine vuol dire guarire dalla malattia celiaca, e quindi se mi arriva dopo una dieta senza farina e frumento, io non riesco più a fare diagnosi e non riesco più a capire quanto è reazione avversa da disbiosi, quanto è invece celiachia. Per il lattosio c'è un test che si chiama test del respiro, breath test, con lattosio, che però non è così sensibile e devo dire che è meno pericoloso, perché mentre la celiachia dà un danno infiammatorio intestinale e quindi è importante fare diagnosi, l'intolleranza al lattosio no, non dà infiammazione, dà molti sintomi però, quindi possiamo modulare l'apporto di lattosio, ma nella celiachia non posso modulare, devo escludere il glutine. Sono cose diverse e lì è meglio che magari il paziente chiami direttamente noi o un gastroenterologo per avere le indicazioni più corrette di questo tipo. Qui abbiamo una mamma, Federica, la diverticolite, se e quando deve far paura. La diverticolite è una infiammazione dei diverticoli, quindi i diverticoli sono, voi immaginate il colon è un tubo fatto di un assieme di muscoli con dentro la mucosa che deve spingere come unico effetto, spingere il bolo liquido verso l'ano e quindi l'espulsione successiva. Nel tempo queste spinte propulsive provocano come una lassità di azoto. L'esempio più classico è la camera d'aria della bicicletta, no? A forza di usare la camera d'aria si fanno delle bolle quando è consumata un pochino. Quelle bolle sono aree di minor resistenza e quindi è più probabile che si rompano, e se si rompono si chiamano perforazione, se si rompono si chiama ascesso, se si rompono si chiama addome acuto. È ovvio che va evitato e l'unico modo per evitarlo è far funzionare bene l'intestino con fibre e una buona attività fisica. Quando si verifica può essere un quadro clinico rilevante e lì va preso in carico con una terapia adeguata, lì va, qualche volta va ospedalizzato, qualche volta va trattato, ed è sicuramente una patologia molto frequente, ma può essere pericolosa, ma gestita in maniera chiara, quindi con consapevolezza da parte del paziente che è affetto da diverticolosi e del medico. In genere sono situazioni che si possono risolvere anche senza trattamento chirurgico. Una mamma è preoccupata per un reflusso postpartum e chiede se passa. Ora, il reflusso, lo dice il nome, vuol dire che qualcosa invece di andare in giù va in su, quindi dallo stomaco o dal duodeno va verso l'esofago. Io credo che non esiste al mondo persona che non abbia mai avuto un reflusso in vita sua, cioè capita, una volta è ruttino, una volta si è allacciato le scarpe, un po' di reflusso può capitare. Quando diventa sintomo, quando è veramente continuativo, pericoloso, può dare esofagite, e quindi è chiaro che il reflusso è un sintomo a cui non sempre corrisponde una patologia. Questo non vuol dire che se uno ha un sintomo se lo tiene,
va trattato e curato. Il fatto che sia comparso dopo il parto fa pensare che come dire, la pressione in cavità addominale, dopo che è nato il bambino, c'è una certa lassità dei tessuti, è più probabile che quella spinta propulsiva verso il basso sia modificata, dovrebbe risolversi, però dipende da una serie di cofattori. Non sarei spaventata da una sintomatologia occasionale, sarei preoccupata se il sintomo persiste, perché potrebbe essere necessario fare gli accertamenti che non sempre passano attraverso una gastroscopia, anzi nelle donne giovani immagino che se c'è un bambino nato da poco non siamo di fronte a un ottantenne, quindi penso che basterà avere un po' di pazienza su questo. Il signor, scusate, tolgo gli occhiali perché la mia età è una di quelle cose che se no non ci vedo. Può essere utile una regolare funzionalità intestinale, assumere tutti i giorni dei probiotici, meglio gli integratori o può andare bene anche uno yogurt? Allora, prima abbiamo parlato dei microbiota, si chiama così perché scientificamente sono i fermenti lattici. Noi mangiamo tantissimi alimenti con fermenti lattici e devo fare una premessa molto breve. Noi nasciamo sterili, cioè il bambino in pancia della mamma è un bambino in un ambiente sterile, ma un bambino che mantiene questa sterilità sarà un bambino destinato a morire, perché l'ambiente esterno non è sterile, quindi deve avere delle difese. La prima difesa è la colonizzazione del suo intestino, del suo apparato orale, del suo apparato respiratorio attraverso il parto vaginale. Cioè è la flora della mamma vaginale e poi con l'allattamento al seno, e quindi la flora cutanea, che colonizza il bambino. Quindi il bambino prenderà quota parte sostanziale della sua flora intestinale dalla mamma. Questa flora intestinale maturerà nei primi 3-6 mesi. Da quel momento quella flora resta uguale per tutta la vita. Ognuno di noi è diverso anche in questo. Noi sappiamo che ci sono più di 400 ceppi batterici, miliardi, stiamo parlando di circa 12 miliardi di batteri per centimetro cubo di colon secco, cioè diciamo che pesa talmente tanto la flora intestinale. Il 40% delle nostre feci è costituita da batteri, 40%, quindi una massa enorme. Ora io non credo che il buon Dio ci abbia fatto così per farci un dispetto, ma per farci un favore. La flora intestinale ha un'enorme capacità difensiva per competizione con germi patogeni, ma anche un'enorme capacità di regolare la risposta immunitaria e la risposta nutrizionale digestiva. Se siamo fatti così, vuoi proprio che sia necessario comprare i probiotici? Dopo sono una che anch'io in qualche momento della mia vita va a comprarsi il probiotico, però mangiando bene, in maniera sana, cibi fermentati. Per dire una cosa semplice, 2 fette di salame, il salame non putrefà perché ha dentro dei batteri positivi, lo yogurt, cioè ci sono degli alimenti che naturalmente hanno dei fermenti che sono estremamente positivi per noi, e noi dobbiamo imparare a non abusare di questi, ma neanche pensare che l'unico modo per mantenere in regola, in equilibrio la nostra flora intestinale, dobbiamo spenderci decine di euro per tutti i giorni a prenderci prodotti che sono stati sintetizzati e sono sicuramente, come posso dire, protettivi. È dimostrato il probiotico per definizione deve colonizzare, ma come sospendiamo l'assunzione, la colonizzazione sparisce. E soprattutto io ho 1-2 ceppi a fronte di 400 ceppi diversi che sono presenti normalmente nella nostra pancia, quindi va bene l'integrazione, ma che non diventi il modo per mettere in ordine la flora intestinale. Questo credo che sia fondamentale. Io credo che sia arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio tutti
Noi gastroenterologi della ULSEI al Sant'Antonio ci siamo, e alla prossima diretta Facebook non ci sarò io, ci sarà qualcun altro, ma spero che siano sempre momenti in cui possiamo confrontarci, incontrarci e poi trovare anche delle soluzioni che possono anche essere utili con questo sistema. Arrivederci e grazie.